grilli e 600 gradi. E dopo mi dite che non è bello l'inverno? Ah. Ciao Bragotters! Vista la calura estiva, una scusa vale l'altra, oggi ho deciso di fare un giro totalmente dedicato alla velocità, ovvero al prendere i freschi, all'andare a manetta, all'essere più veloce possibile. E sì, magari avrete già capito qualcosa dall'immagine di copertina, anche se in realtà non so quale sarà ancora, ma ho deciso di raccontarvi le mie prime impressioni riguardo un nuovo giocattolino. Ma come al solito, cambiamoci e andiamo, no? Voglio superare gli 88 km/h, entrare in un'altra dimensione e viaggiare nel tempo. Grande ciò. Pronti? Ma come sono vestito strano? Ma cosa è successo? Andiamo in sella e cerchiamo di capirlo, no? Oh! E voilà! Velocità relativa direi. Guardate che manubrio che c'ho. Ma che roba è? Un Harley Davidson? Che cos'è? Un chopper? Quanto sei largo? Adesso vado a sbattere contro tutti. Occhio qua i signore. Cominciamo da subito. Buongiorno. Ebbene sì ragazzi, me l'avete chiesto in tanti. Finalmente ho una mountain bike. Ma come vedrete più avanti nel video, quindi vi consiglio di non perdervi neanche un secondo. Sguma. Subito sguma. Faccio sgume tutto il giorno. Non è una mountain bike normale. Chi mi conosce sa che non ho mai fatto mountain bike. Ho sempre fatto bici da corsa. Maria che milf. E quindi per me è un po' tutto nuovo. Sono totalmente inesperto. E la prima sensazione che mi viene da dire è che è fighissimo essere totalmente a contatto con la natura. E col vin. Perché che sei vin anche qua? Ma la natura, gli alberi, la terra. Già so cosa mi becco oltre a ste robe qua. I serpenti. Scandal porco. Non demonetizzare il canale YouTube. Ammetto che è una sensazione davvero strana, in quanto si va più lenti della bici da corsa ovviamente e tutto è un po' diverso e si ha quella sensazione di instabilità che era ovvio avere nello sterrato e di cui ancora non sono abituato. C'è da dire che è veramente bellissimo, anche perché sono in mezzo al vin ovunque qua in Veneto. Guarda vin dappertutto. Questo è vin. L'unica cosa negativa è che conoscendomi, non essendo abituato e con il senso d'orientamento che mi ritrovo, avete già capito, mi sono già perso. Era ovvio. E cosa vuoi fare? Perderti e non fare subito Roby Sega? Serio? Eccolo, no. Eccolo, no. Eccolo, no. Vabbè, con calma, è tutto nuovo. Mi sono perso sul serio, sono dentro una casa privata. Via. Cominciamo bene. Vediamo se sono giusto. È un Gevare? No, sei un gatto. Per chi non lo sapesse, Villiers mi ha dato la possibilità di provare questa fantastica mountain bike e di averla in possesso. E quindi sicuramente avrò modo di portarvi nuovi contenuti. Non ci sarà solo bici da corsa. Ma perché qua comincia a tirare così tanto? Ma vi porterò anche dei video in off-road, diciamo. Vabbè, ma chi siamo qua nel boschetto? Roby Aurelio Fontana. Marco, guarda qua che impennatina. Saresti fiero di me. Guarda come va su questa Villiers. Cioè va su. E me gambe qua va su. Dai in piedi sui pedali, Roby. Un vero mountain biker. Su, gasato. Sta a sentare che te terabalti. Ma che fatica si fa? Ma che bello è. E questo viale? Oh, riposa un attimo. C'è da dire che le salite si sentono. Già le sento in bici da corsa. I mountain bike sono molto più lente. Sento rumori strani da tutto il bosco. Molto bene. Però sembrano tirare di più. Effettivamente perché tirano di più. E qua dove vuoi? In salita? Tanto per cambiare. Bravo. Dai Roby, gasato, su. Dagliene di frullata adesso. Trasformati in Van der Bragottel. Non è Van der Poel. Vabbè che ho là. Guarda come va su. Questa ragazzi è tutta potenza. Sprigionata dai miei possenti quadricipiti. Ma guarda che bello. Ammetto che entri proprio a contatto con il luogo. Anche perché non ho la minima idea di dove sto andando. Però è molto bello pedalare in queste condizioni. Ecco sì. Molto meno una salita così però. Maria Vergine. Frullattona alla Bragottino. Quanto ha piovuto qua? Quanto si è rovinato? Quanto stiamo andando forte? Ma chi siamo, Roby? Dai su, gasato. E la Madonna. No. Mado. Attenzione qua sullo scassettino. La sgommata, attenzione. Si sgoma ovunque, anche in salita. Troppa potenza. Dai che dopo spiana. Dai che ti si riva. Dai che succede la No. Arrivati dove? Non siamo neanche a metà. Maria. Oddio, prendi un po' di aria. Facciamo un strike. Oh, dai birilli là. Eccoci qua. Sono troppo forte comunque andare in salita. Me lo sento che sono troppo forte. È il mio. Dove cazzo sono finito? Molto bene che sgomo dalla potenza. Sì, ciao. E qua? È veramente strano rispetto alla bici da corsa. Io mi sento quasi fermo. Contate che sono totalmente inesperto e non ho la minima idea di quello che sto facendo. Infatti chi mi segue su Strava questo qui, magari può aver visto che ho provato un paio di volte su dei percorsi piccolissimi, quindi è veramente tutto nuovo. Occhio qua ai radici. Però c'è da dire che per quanto sia diverso dalla bici da corsa è super divertente. E qua non vado su neanche se me paga. E invece, attenzione, chi sono? Vabbè, non pensavo che ce l'avrei mai fatta. E invece Nino Bragotter, sgommata tattica, fa anche questa. Occhio qua che me lancio giù al fosso. Vabbè, però in discesa sono portato, c'è poco da fare, va che roba. Sento lo spirito della velocità. Bello lolli. Vai. Grazie. Ovviamente la discesa è già finita, mi pareva massa bello. Però sento che c'è lo spirito del Maria, dello snowboarder. Sgommate anche in salita. Ho troppa potenza, devo riuscire a controllarla. Che bello, Che bei posti abbiamo. Poi per chi volesse su Strava può vedere il percorso e capire anche dove sono. La mia città natale, ragazzi. Ma ricomincia la discesa.
Beh, quando uno ne ha, ne ha. Come non detto, va pian Roby, va pian. Ma vabbè, e in scioltezza qua no. Qua sì e qua fermo. Non so se mi fa impazzire sta roba del sali scendi, ma quando uno si è portato ad andare al bar. Ecco, l'unica roba che non apprezzo magari troppo della mountain bike è che tra un pezzo e l'altro non che sia osterie. E se uno vuole fermarsi, dove si ferma per un bianchetto? Non si può, Bisognerebbe creare un baretto itinerante fatto con una biciclettina con dietro un carretto che ti corre dietro nel momento del bisogno e ti dà i sali minerali quelli giusti, no? Ma torniamo a noi. Direi che dopo che mi avete sgamato l'immagine di copertina e avete probabilmente capito che bici è, non mi resta in questo momento di tranquillità di farvela vedere. Pronti? Oh! Ale, bella vero? Ma in tutto ciò devo svelarvi una cosa che non vi ho ancora detto, ma che magari i più attenti avranno visto dalle immagini. Sitosi! Questa bici, ragazzi, ha il motore, eccolo qua, ma ripartimo. L'ho nascosto perché se fate bene attenzione alle linee della mountain bike sembra non esserci, è molto contemporanea e i più inesperti non si rendono nemmeno conto che è assistita, ma è ibrida. Infatti non è assistita totalmente. E qua credo di essere arrivato in cima. Vardè, dove che ve porto? Ah no? La meraviglia del Veneto. Vardè che bello, la pianura veneta. Ma oltre a dover suonare la campana la prima volta che si sale in questo posto, o almeno così dicono, visto che io di bici e di caratteristiche tecniche non me ne intendo una mazza, vi faccio dire qualcosa di più da chi ne sa. Oh. Ale! Sono Luca, sono un Bragoters, non potrei essere altrimenti, e sono meccanico mutatore di Vigliere Triestina. L'ho pagato tanto. Visto che Luca ne sa, ti faccio la prima domanda. Per cosa è indicata questa bici? Questa è la bici perfetta per fare le bragottate, ossia non ha una collocazione precisa, ben definita. Si può fare parecchia roba. Partiamo da una zona collinare pettinata. Se hai un buon manico riesci a farti anche qualche bel pesto scassato, una PS magari non troppo impegnativa, perché andiamo a sfruttare un bollo di sterzo, un 68, un tubo piantone che è circa di 74 gradi. Queste sono delle misure che sono contemporanee, ci permettono con l'escursione di 120 front back di gestire la bici in parecchie situazioni. Posta per me? Sì. Questa bici ha il motore, ho dovuto svelarvelo, ma che motore ha e quanto dura la batteria? Questa bici ha un motore dell'azienda tedesca Fazua o Fazua. Sostanzialmente è un motore completamente integrato nel telaio. Siamo intorno ai 3,3 kg. Questo cilindro tiene batteria e motore. Poi qui c'è un riduttore che ci consente di avere due bici distinte. Un'e-bike ibrida, con una cover si può avere una bici muscolare normalissima. Quanto dura? Dipende in che modo noi andiamo a utilizzare i sistemi di assistenza. Base, quello più gentile diciamo, è il Breeze, ci assiste con il 30%. Poi abbiamo un 60% per il River e poi l'ultimo sistema è il Rocket che ci dà 400 watt, il massimo dell'assistenza. In base a come li utilizziamo creiamo la durata della nostra batteria. Indicativamente intorno ai 1300-1400 di dislivello possiamo coprire senza problemi con una forma di allenamento discreta. Come la mia. Luca, in cosa si differenzia questa bici dalle normali e-bike? Questa è molto più leggera, dovuto perché appunto il motore ci permette di gestire la bici diversamente. Nella pedalata in salita perché ci fa interagire molto di più con la bici, non si ha mai una sensazione vera e propria di assistenza pesante, di una spinta come certe e-bike. E anche in discesa è molto più maneggevole perché è più leggera, più facilmente gestibile e reattiva, perché comunque masse pesanti sono più difficili da gestire nelle discese, soprattutto tecniche, magari troppo veloci. Quindi alla fine mi tocca far fatica lo stesso? Se usata nel modo giusto la fatica viene limitata e il divertimento aumenta. Farò fatica lo stesso. Grazie Luca, vado a far fatica. Oh. Ale. Ah no? Ma vabbè, passiamo alla parte che dovrebbe un po' più essere nelle mie corde, diciamo. Andiamo in discesa. Capito alla fine? Non è una vera e propria e-bike di quelle col motorone. Si fa comunque fatica a salire. Chi sono in discesa? Ma chi sono? Ma Roby? Sgommatina tattica, saltino sulla pietraia e giù gasato. Ma magari vai un po' più piano.
Bravo, bravo. Più pianino, pregottino. Bravo. Qua la prendo un po' più larga, va. Per essere le mie prime discese, la lascio andare. Frana qua che non so dove andare. C'ho il Jarin cosa? Che se Jarin dappertutto. Attenzione qua, il bragotto in parabolica. E accelera anche. Non contento. E come dice il mio amico Marco, quando sei incerto, guida tondo o qualcosa del genere, insomma, vabbè. Marco, cos'è che dici te? Dico che c'è da guidare rotondo, perché sti ti va spigoloso, ti te casca. Che tu capito? Speriamoci. Ecco sì, cosa ho detto io? Stessa roba. Se non so andare. Vabbè ragazzi, ma che bello è andare in discesa. È proprio il mio. Ma piano. Non conosco. C'ho il cane. Ciao. Fermo qua, Roby. È veramente bello andare in mezzo ai boschetti. C'ho qualche che passo. Non sono abituato al manubrio così largo. Ma chi sono in scioltezza? Sono troppo grosso. Nel senso, ho troppi muscoli. Bellissimo. Qua magari vai un po' più piano, che sei una pianta. Il casino è non conoscere le vie. Devo farmi un po' di esperienza, ragazzi. Quindi portate un po' pazienza per i primi video, anche i primi 20. E poi magari vi porterò a qualcosa di un po' più complesso. O se non complesso, vi sembrerò un po' meno Semo ad andare via, no? Perché così sono veramente scarso. Però veramente fantastico. Voglio fare discesa tutti i giorni. E come vi ha detto il buon Luca, essendo una bici leggera, è molto maneggevole anche nei pezzi misti, un po' su e un po' giù. Ammetto che la bellezza di avere una bici ibrida assistita ti permette di sì allenarti, però anche fare un sacco di strada e in modo molto magari più agevole. Qua non andrò mai su e invece sì. Ostia! E dopo un pezzo un po' tecnico che Bragotto ha affrontato in modo molto discreto, in pratica sono una sega, si torna all'ultimo pezzo in discesa, che ovviamente non conosco, che ovviamente è un po' bagnatino. Dove cazzo sto andando? Dove vado qua? Dove vado? Lascia andare! Ma chi sei? Ma quanto vai? Curva qua, Arrabbiata 1, Arrabbiata 2, occhio qua, olla la San Donato. Non ho idea di dove sto andando. Albero, discesa, albero stretto, quello me lo ricordavo. E qua lascia andare, Roby, che bello è, ma che bello è. No, qua vai piano. Radise dappertutto. Radise. Le luci. Sassi. Babbo Natale. Radise. Vai, gasato. Ma vabbè. Bellissimo. No, bellissimo, una mazza. Qua vai piano, che è strettissimo. Vabbè, con qualche difficoltà, ma ce l'abbiamo fatta. Ma che buio è? Ale! Oh, che fatica. Vabbè, quando uno è portato per la discesa, frena, Roby, perché te coppi. Troppo stretto qua. Come non detto, molla tutto. È portato, basta. Occhio. Già, cosa volete farci, ragazzi? Gommate anche sull'asfalto. Chi paga i copertoni? E dopo una discesa, e mi manca ancora un pezzetto, ragazzi, direi di passare al vero spirito bragottiano da mountain biker. Ovvero, eccolo qua, il momento più bello della giornata. Salute. Andare in bici per bere una birretta. Ecco cosa somi. Ovviamente non ci crederete, ma ho appena visto un carbonasso. Ma ormai, quanto è buio qua. Ma quanto è bello andare in giù. Quanto è bello stare a contatto con la natura, coi carbonassi. Ma va, Roby, ma chi sei? Ma impegniamo. Olli. Ciao. Piamba. Yuhu. Mado. Che bello è la mountain bike. Che bellezza. Mollala, Roby. Mollala che ormai ci siamo. 200. Non posso più dire giù sui manubri, devo inventarmi qualcos'altro. Cosa posso dire, ragazzi? Finio. Se avete idee, scrivetele qua sotto. Ovviamente tanto per cambiare ho sbagliato strada, ma credo che sarà una cosa che succederà una volta sì, 3 volte anche. Mamma, senti che freschin. Non posso non fermarmi perché ho appena visto dei miei amici. Simon, vieni qua, Simon. Guarda anche Albi, guarda anche Zulian. Ehi, piccolini, che scorbutici. Tutti con le corna poi, avete tutti una morosa. Niente, i soliti scorbutici. Posso andare in bici da corsa, posso andare in mountain bike. Vabbè che i miei amici me li trovo sempre. Non ho visto le mie ex, ma prima o poi. Il bosco, i serpenti, che bello. E da questo assurdo e bellissimo tramonto veneto, Mado, barra bassanese, barra asolano, vi chiedo scusa per le mie capacità da mountain biker. Essendo il primo episodio, cercherò di farvi meglio in futuro, lo prometto. Ma tanto rimango sega uguale, sempre Roby Segan, e vi invito a iscrivervi al canale cliccando iscriviti e attivando la campanellina qui sotto, così da non perdervi nessun episodio futuro e vedere anche quelli passati. Alcuni sono anche divertenti. Vi assicuro che ho un sacco di idee in cantiere. Prepareve. Non so bene da dove mi siano venute fuori certe idee, ma penso seduto sul water ne vedrete delle belle. E vi ricordo che su Instagram potete vedere tutte le foto che ho fatto della bici e attraverso le storie interagire con me durante i miei giri e durante i miei deliri. Se invece volete vedere tutte le caratteristiche della bici, qui sotto in descrizione trovate tutti i link che vi servono e un sacco di informazioni utili. Ah sì, sappiate che da totalmente inesperto
esperto, ogni consiglio è ben accetto. Scrivetemi qua sotto, qualsiasi dritta andrà benissimo. Non so bon. Grazie. Questo primo giro con la bici col motore. Il motore. Ciano. Il motore. È tutto. Voleva essere una sorta di video di presentazione. Spero apprezziate. Come sempre vi ringrazio, vi saluto e ci si vede presto. Ci si vede alla prossima. Se non me copo. Ciao. Ma se con la bici da corsa non si becca una con la mountain bike ce n'è? Boh.